Allora, riprendiamo il filo del discorso ed è molto interessante, un po' perché eravamo anche fuori onda. Dopo voglio dare anche i numeri dell'azienda che sono altrettanto Certo. interessanti per capire insomma che la stabilità di un gruppo e le prospettive di crescita, perché abbiamo proprio esordito dicendo le aziende che riescono a superare la crisi, anzi a farne un motivo per poter vincere le difficoltà. Una partnership strategica, cioè appunto la provocazione del telespettatore è anche quella, avvalersi non di piccole realtà che magari forniscono prodotti che poi si possono rivelare non ottimali, ma avete scelto in modo particolare un'azienda internazionale come la Samsung. Sì, E poi state monitorando i vostri clienti per esatto. capire il grado di soddisfazione, perché giustamente Samsung, che è un'azienda internazionale, viene dalla Corea, dice ma c'è un risultato in quello che stiamo facendo oppure no? Quindi racconti un po' Sì, cosa state, sì, non sperimentando, perché avete detto voi sperimentare e non volete sperimentare, non vogliamo ottenendo come sperimentare. risultato e quindi rendicontando. Certo, certo. Allora, siccome a noi piace la concretezza e ci piace la certezza del risultato, dopo aver studiato per anni quale fosse il sistema ideale col quale realizzare un'abitazione di questo tipo, stiamo anche monitorando delle abitazioni abitate ormai da un anno, in modo da andare proprio a verificare il corretto funzionamento del tutto, andare a verificare che il tutto funzioni correttamente e anche andare a proprio verificare i consumi effettivi. Diciamo che dai monitoraggi che abbiamo i risultati sono sicuramente molto confortanti perché abbiamo centrato pienamente l'obiettivo. Inoltre con l'appoggio di Samsung stiamo diffondendo tramite dei convegni che organizza il COAER, stiamo diffondendo questi dati avvalendoci della collaborazione di Samsung, perché appunto sono dati effettivi, dati rilevati su abitazioni, su case abitate. Che questo è quindi il gradimento anche della clientela, insomma. L'elevato gradimento della clientela che a noi fa molto piacere perché non è voglia di fare pubblicità, però noi puntiamo molto al post vendita, nel senso che per noi attualmente il passaparola probabilmente è una delle cose che ci fa lavorare e puntiamo molto all'assistenza e al seguire il cliente anche nel post vendita e grazie a dei questionari che facciamo fare e a un rapporto costante con i clienti che hanno già acquistato, possiamo dire che abbiamo un livello di gradimento nel post vendita molto alto. Quindi potete migliorare, insomma, dire, questo non è andato bene, cerchiamo di soddisfare il Esatto, cliente, le aspettative che esatto, si vengono a creare, quelle che con la casa sappiamo che è sempre Tra molto l'altro, delicato. tra l'altro nel cercare appunto di massimizzare il livello di servizio e di assistenza al cliente, l'ultima scelta aziendale che abbiamo fatto è stata quella proprio di realizzare uno showroom all'interno della nostra azienda, in modo tale che il cliente che viene a trovarci, la persona che viene a trovarci, già al primo appuntamento ha modo di toccare con mano tutto quello che noi andiamo a proporre, perché trattandosi di edifici particolari, secondo me la cosa migliore è far toccare con mano, facciamo vedere proprio l'impianto, nello showroom abbiamo lo stesso tipo di impianto installato in modo che il cliente può apprezzare proprio in diretta di cosa stiamo parlando, c'è tutta la dotazione delle finiture dai pavimenti alle porte, ai sanitari, quindi può vedere e apprezzare la qualità di quello che proponiamo nelle abitazioni. E ad esempio in merito al discorso di provare con mano organizziamo anche periodicamente degli show cooking nei quali abbiamo modo di far vedere alla gente quali sono i vantaggi di utilizzare il piano induzione, per cui organizziamo delle serate di 20-30 persone e li facciamo assistere a una cucina in diretta da parte di un cuoco professionista che cucina un antipasto, un primo, un secondo e un dessert esclusivamente sul piano induzione, in modo che la gente può Si rende vedere. conto che cosa vuol dire, insomma. Esatto.
Poi sempre nello showroom abbiamo uno spaccato della muratura che andiamo ad utilizzare, in modo che la facciamo vedere, la facciamo toccare con mano, perché io sono dell'avviso che è importante che la gente capisca e apprezzi il valore di quello che vai a proporre, e non c'è niente di meglio di fargli toccare con mano le cose. Assolutamente. Voi avete in proiezione, allora, qual è la vostra area di operatività intanto? Allora, per la maggiore il comune di Padova. Adesso stiamo costruendo sia a Padova che anche a Cadoneghe, nella Quindi la località signora, Bragni. tra l'altro, la signora di Cadone che di prima, quindi. Sì, Okay. sì. E ecco, in questo momento stiamo costruendo 120 appartamenti. Il nostro obiettivo Sono tanti Sì, per sì. il periodo, una volta Sì. no, però adesso sono Sì. Ecco, l'obiettivo nostro è per il biennio prossimo quello di costruirne 200 all'anno, nel senso che abbiamo acquistato delle aree molto interessanti, molto belle, con questo tipo di prodotto che stiamo vedendo che sta riscuotendo molto successo, e soprattutto, come diceva mio fratello prima, e ne stiamo verificando la bontà, che per il resto c'eravamo già il nostro obiettivo, diciamo, stiamo vedendo che è stato centrato al 1000 per 1000, e quindi vogliamo crescere ulteriormente. Ecco, fate anche ristrutturazioni o costruite ex novo? E per quale ragione? Allora, per due motivi. Prima di tutto cerchiamo di costruire su location senza andare a distruggere del territorio, quindi comunque demoliamo edifici esistenti e andiamo ad ampliarli, e quindi non dissipiamo il territorio, e questo è un aspetto molto importante. La seconda cosa, perché comunque restaurare non riusciremo ad ottenere i risultati che riusciamo ad ottenere facendo il nuovo da un punto di vista di isolamento termico, perché con il nuovo riusciamo ad abbattere completamente i ponti termici, ossia quei punti deboli dove l'edificio disperde energia. Con la ristrutturazione non si riesce completamente ad eliminare questi ponti termici. Sì, è chiaro che il nostro è un vero e proprio sistema, quindi pensare di applicarlo alla ristrutturazione diventa complicato, appunto perché si hanno i limiti della struttura dell'abitazione vecchia. Essendo il nostro un sistema, ci affidiamo appunto a una muratura ben specifica, non sarebbe pensabile di utilizzarla in una ristrutturazione. Diciamo che noi non ristrutturiamo, ma i nostri interventi possono essere intesi come ristrutturazione nel momento in cui andiamo a demolire e a ricostruire, perché la ristrutturazione è intesa anche in questo senso, è intesa anche come completa demolizione e ricostruzione. È chiaro che l'edificio storico sarebbe difficile andarlo a prendere in mano, perché non lo puoi abbattere e non si può applicare al nostro sistema. In tutti gli altri casi la soluzione appunto è quella di prendere l'edificio, abbatterlo e costruirlo col nostro sistema. E soprattutto anche perché siamo convinti oggi che la clientela voglia delle unità molto, cioè come dicevo prima, con terrazze molto grandi, cosa che invece restaurando non è possibile avere, oppure con superfici finestrate molto ampie, e quindi è inevitabile che bisogna andare sul nuovo. Assolutamente. Tra l'altro voi avete dei fornitori che costruiscono delle vetrate ad hoc, proprio secondo delle esigenze che... Sì, sono serramenti che hanno il triplo vetro con la doppia camera, all'interno il gas argon, che danno diciamo quasi la stessa, da un punto di vista di isolamento acustico, isolano quanto un muro, possiamo dire. Mamma mia, caspita. Ecco che allora in questi soggiorni, piuttosto nelle zone living, andiamo a fare queste vetrate enormi che sono a diretto contatto, cioè che ti danno la sensazione di essere a diretto contatto con l'esterno, con queste ampie terrazze. È quello secondo noi che oggi la gente cerca, che la gente vuole,
e sono finiti gli appartamenti cosiddetti loculi, no? Questi piccoli soggiorni, piccole cucine, camerette con queste finestrine piccole che affacciano a sto poggiolo, che alla fine sono affacci perché hanno una profondità di esatto. 1 metro e 50 metri. Ecco, tutto questo, quindi l'impiantistica, la progettazione, un'attenta progettazione, poi il fatto di cercare di mettere le zone living sempre esposte bene al sole. Quindi l'esposizione non a nord, per esempio. Esatto, assolutamente. Ecco, quando andiamo ad acquistare le aree, ecco, l'esposizione del terreno è una cosa fondamentale. Evitiamo di acquistare i terreni che hanno il lato più lungo esposto a nord, questo per evitare che l'edificio per il lato più lungo sia esposto a nord. È chiaro che una parte dell'edificio è composto da 4 lati, quindi una parte deve essere a nord, però cerchiamo di scegliere le aree che abbiano la parte più stretta a nord, proprio per non andare a rovinare gli edifici che andiamo a fare da un punto di vista di esposizione solare. Assolutamente. Ricerca e sviluppo, 2 parole che ricorrono frequenti nel vostro gruppo. Sì, Investimento. Sì, costante ricerca, volta a sviluppare prodotti finali sempre più performanti. Ma vuol dire un investimento in termini anche economici? Perché... Vuol dire chiaramente investimento in termini economici e di tempo. È chiaro che nel mio caso il 50% del tempo è volto alla ricerca. 50%? Sì, nel mio caso sì. Cosa avete, un team, vi avvalete di collaborazioni esterne oppure internamente? Allora praticamente ci avvaliamo sia di collaborazioni esterne che di dipendenti nostri interni, però la mia è una continua ricerca a cercare sempre il massimo. Abbiamo già degli obiettivi che ci siamo prefissati nei prossimi anni che adesso non sto qui a svelare, però stiamo sempre cercando di raggiungere traguardi nuovi e abbiamo anche costituito un team in grado di permetterci di fare questo. Noi facciamo molta attenzione allo studio, c'è tanta progettazione nella nostra azienda in modo da cercare di ottimizzare il tutto, soprattutto i processi costruttivi, così da ridurre tempi, costi, sempre ai fini dell'avere un prodotto finale a un prezzo competitivo. E per seguire anche i lavori direttamente, perché se aveste in piedi 15 cantieri, faccio un esempio, ne sono solo il numero che possa essere non seguibile, diventa difficile esserci un po' ovunque. Esatto, bravissima, perché noi ci teniamo, per noi è fondamentale essere in cantiere. Noi abbiamo appunto Claudio e Fabio, i nostri 2 fratelli, che sono praticamente costantemente in cantiere. Abbiamo il nostro io stesso, adesso sono qui, ma io stesso ogni giorno sono, magari anche soltanto mezz'ora, ma sono ogni giorno su tutti i nostri cantieri per vedere come stanno, a che punto stanno i lavori. Abbiamo i ragazzi nostri che o con i fornitori o con i clienti vanno in cantiere. E parlando di presenza dei clienti in cantiere, abbiamo del personale che segue il cliente a 360 gradi, ovvero normalmente chi acquista un appartamento, una volta acquistato, per quel che riguarda la scelta delle finiture, delle dotazioni impiantistiche, degli extracapitolato, viene demandato ai fornitori, per cui una persona che compra un appartamento si trova ad avere a che fare con più realtà e magari le cose non vanno come dovrebbero perché è incappato in un fornitore o col quale non si è capito bene o che magari gli stava antipatico. Alla fine il prodotto finale non lo soddisfa perché ci sono state delle incomprensioni. Noi abbiamo cercato di ovviare a questo facendo in modo che il personale nostro segua il cliente dall'inizio alla fine, facendo da filtro tra l'acquirente e il fornitore, in modo che il nostro personale si prende carico di tutte quelle che sono le richieste e le esigenze del cliente e provvede lui a interpellare i fornitori e a farli dialogare
in maniera tale da dare il risultato finale voluto dal cliente con la certezza del risultato. Insomma, però uno non ha a che fare con l'idraulico, anziché uno con non ha a che fare con l'idraulico, l'elettricista aspetta che chiamo l'idraulico perché mi devo trovare per scegliere quella determinata cosa. No, chiama sempre solo una persona interna nostra, una persona qualificata, e Matteo piuttosto che Stefano, piuttosto che Marco, avrai bisogno di fare una modifica, pronti, vieni qua o andiamo in cantiere quando vuoi, vedono assieme il da farsi e poi il nostro personale si prende carico di far sì che la cosa venga eseguita. Può sembrare una banalità, però proprio da dati statistici si vede che il livello di gradimento nell'acquisto di un appartamento in fase di costruzione è molto basso. Perché? Perché chi compra casa spesso non ottiene il risultato che voleva. Proprio a causa di questo, cioè perché magari dall'idraulico voleva una determinata cosa o dall'elettricista o dal falegname, si possono mettere in causa tutti, e in realtà non è riuscito a ottenerla proprio per questa mancanza di capacità di dialogo tra acquirente. Chi non è addetto ai lavori, esatto, magari vuole una cosa però non dovrebbe essere fatta in un certo termine, quindi c'è proprio un misunderstanding. A volte magari una richiesta comporta l'intervento di più di un fornitore e l'acquirente non è in grado chiaramente di farli dialogare, quindi una persona che si prenda a carico delle richieste del cliente e che provveda a far dialogare correttamente i vari fornitori è una cosa che fa sì che si evitino errori, brutte figure e il risultato finale si fa sì di avere un cliente soddisfatto e che apprezza il risultato, il prodotto finale. Assolutamente. Quanti dipendenti, che team gestite di persone? Allora, in cantiere sono in 30, siamo in 30 persone che lavorano in cantiere. Ma volevo sottolineare una cosa importante relativamente al discorso impianti, dove mio fratello si occupa dello sviluppo. Quello che è importante nelle nostre abitazioni è sì essere arrivati ad avere questo tipo di impiantistica che presuppone, non sto a dire, tutto il risparmio di costi per riscaldare la casa, ma consente di essere arrivato a questo risultato senza aggravio di costi per l'acquirente finale. Questo è fondamentale. Quindi questo è fondamentale. Cioè non è che costa, uno dice quanto spendo il doppio, spendo la metà in più, no. Assolutamente no, questa è la cosa che più ci aggrada e che probabilmente ci sta dando le maggiori, cioè queste soddisfazioni, insomma, ecco. Ecco, voi come fatturato su che ordine di... Allora, nel 2012 con le nostre aziende sul settore immobiliare siamo arrivati ad avere un fatturato di 22 milioni di euro. Caspita. E puntiamo a raddoppiarlo nel 2014. Mamma mia, complimenti, cioè, nonostante la crisi un raddoppio che è una cosa molto importante questa, sì, senza dubbio. Sì. E tra l'altro una piccola curiosità, perché siamo proprio in chiusura di trasmissione, lei mi diceva che per esempio la Samsung, che stiamo parlando di nomi di un certo prestigio, ha voi a livello nazionale Italia uno dei maggiori clienti. Sì, nel 2012 Samsung ha venduto 60 pompe di calore EHS in tutta Italia. Soltanto nel 2013 ne abbiamo acquistate 100 noi. Quindi è chiaro che noi dobbiamo comunque sempre ringraziare Samsung, perché attraverso Samsung siamo arrivati a costruire in questo modo, ma nello stesso tempo Samsung sta utilizzando i nostri edifici che abbiamo consegnato l'anno scorso per farne una fonte di pubblicità per la vendita delle proprie pompe di calore, insomma. Quindi entra in modo prepotente, diciamo, nel mercato Italia, anche comunque attraverso di voi, di conseguenza. Sì, perché alla fine fino a pochi anni fa, prima che noi cominciassimo con il rapporto con Samsung, erano impianti dedicati esclusivamente a tipologie abitative esclusive di nicchia. C'erano abitazioni di una certa importanza che adottavano questo tipo di impianti. Sono impianti prestigiosi, insomma. Esatto, sono impianti prestigiosi. Noi li abbiamo calati all'edilizia tradizionale. Abbiamo fatto questo passaggio qua, abbiamo preso quello che era l'impiantistica utilizzata fino a un paio d'anni fa esclusivamente su abitazioni ville, di pregio, su ville, ad esempio, che senza far nomi, però ville di pregio.
e le abbiamo adattate nelle essere... abitazioni normali, negli appartamenti comuni, e con questo risultato, cioè abbiamo fatto un importante accordo commerciale con Sansu, anche perché visti i numeri, appunto, prima si trattava soltanto di abitazioni di nicchia e... Certo. Adesso il numero fa la differenza. Adesso il numero fa la differenza. E quindi la trattativa di prezzo è maggiore, esatto. Soliti discorsi. Certo. Io vi ringrazio, siamo arrivati al termine. Grazie e quindi grazie alla Furlan Costruzioni di averci supportato in questa scoperta del nuovo modo di costruire, e per le aziende vuol dire un modo anche per riuscire a superare le difficoltà, per i telespettatori interessati all'abitazione un modo per conoscere anche cosa vuol dire abitare in modo diverso, soprattutto avere la casa che non è un peso economico ma un investimento di non poco conto, insomma, che quindi ti dà anche una resa in termini di soddisfazione, gratificazione abitativa e una resa anche in termini di risultati. Buon proseguimento con le nostre trasmissioni, noi ci ritroviamo domani, grazie.